Amare gli altri vuol dire amare se stessi, aiutare gli altri vuol dire aiutare se stessi. La felicità degli altri è la nostra felicità. Bui Ko Ciao. Buongiorno a tutti, sono Fatima Mocci, operatore del benessere, estetista diplomata e direttore tecnico e opera Conegliano e curo la rubrica relativa al benessere per Radio Veneto Globe e per Radio Conegliano. Oggi per la rubrica del benessere voglio parlarvi di una tecnica particolare, orientale, molto valida, che si sta giustamente diffondendo ultimamente perché, sebbene abbia le sue origini comunque nella medicina cinese e sebbene nasca dall'agopuntura, in realtà è molto giovane rispetto alle varie metodologie conosciute, perché nasce esattamente il 26 marzo del 1980 a Ho Chi Minh, la vecchia capitale di Saigon, e quindi in questo periodo compie 37 anni. E questo è il mio modo per festeggiare la sua nascita. Poiché questo metodo scaturisce dall'esigenza di ristabilire degli stati di benessere, dove viene diagnosticato un malessere, ovviamente, come potevo non considerarlo in questa rubrica? E quale modo migliore del suo compleanno per far conoscere e per raccontare le origini appunto di questa tecnica che io personalmente rispetto molto e che mi aiuta nel mio lavoro, nei massaggi, a far star meglio le persone. Sto parlando della riflessologia multifacciale vietnamita, scoperta dal professor Bui Ko Ciao, che sebbene sia stata chiamata nei modi più diversi, tra i quali anche diagnosi facciale cibernetica, vina massaggio, è stata battezzata dal suo creatore, il professor Bui Ko Ciao, appunto con il nome di Dien Chan e non Dien Cham, come veniva erroneamente tradotta da un testo francese che era stato scritto da un allievo del professor Bui Ko Ciao. Perché in realtà la parola Cham in vietnamita significa pungere con un ago e sebbene nasca dall'agopuntura, in questa tecnica non si usano gli aghi. Quindi questo nome non spiega la tecnica ed è fuorviante. Dien vuol dire faccia e Chan si traduce in diagnosticare ma anche fermare, proprio perché ci sono dei punti riflesso nel nostro viso che fanno comprendere lo stato di malessere e attraverso i quali si può ripristinare e ristabilire appunto il benessere. Ma voglio raccontarvi la storia di questo metodo che nasce proprio per fare del bene, perché è molto interessante. Perché nelle intenzioni del papà Bui Ko Ciao c'era principalmente quella di donare alle persone che stavano male un modo per autocurarsi, cioè di renderle autonome. E vi spiego anche il perché. Abbiamo detto che questa tecnica nasce nel Vietnam e io credo che chi non ricorda la grande guerra del Vietnam, cioè le ultime generazioni, sicuramente comunque ne hanno sentito parlare. E la guerra, certo, tutte le guerre sono devastanti, ma quella del Vietnam lo è stata in maniera particolare, intanto perché è durata un'eternità e poi perché
per chi non lo sapesse, il Vietnam è poco più grande dell'Italia come superficie. Nel Vietnam hanno sganciato tante bombe, anzi più bombe di quelle che sono state utilizzate nell'ultima guerra mondiale. Solo nel Vietnam. Poi sono state usate le bombe al napalm, per cui le bombe chimiche, e poi è stato usato un agente desfogliante che serviva per scovare, siccome ci sono molte foreste, serviva per scovare il nemico, però questo era un agente chimico conosciuto come l'agente arancio, e che ha lasciato dei danni che chiaramente loro si sono portati dietro per decenni, perché tutte queste cose chimiche hanno, tra l'altro, sono penetrate nelle falde acquifere, per cui la vegetazione e tutto quanto è tutto inquinato, ma dei danni molto gravi. E comunque alla fine della guerra, dopo il Vietnam ha fatto anche guerra alla Cambogia, insomma è una guerra che è stata proprio devastante, è durata tantissimo, e alla fine della guerra erano in ginocchio, ma le conseguenze e comunque gli ammalati, diciamo, non erano soltanto i reduci, erano anche i familiari, erano anche chi aveva perso qualcuno, chi aveva la famiglia, non aveva più la famiglia, e addirittura chi si è trovato, perché loro hanno trovato, è cambiato il governo, per cui c'era gente che non aveva più la famiglia, non aveva più il lavoro, non aveva più la casa, non aveva più niente. E quindi si sono ritrovati con tante malattie, oltre alle malattie fisiche, anche le malattie psichiche date dagli shock, sia quelli subiti nella guerra, sia quelli appunto dovuti a tutte queste cose qui, insomma, e anche a questi shock dovuti anche non solo a livello fisico ma affettivo ed economico, perché questa gente non sapeva più cosa fare ed erano disperati. Molti si sono dati alla droga, insomma era una situazione veramente terribile, e quindi si sono trovati questi ospedali che pullulavano di gente. Allora cosa hanno fatto? Siccome non c'erano risorse e dovevano anche pensare alla ricostruzione, hanno diviso gli ospedali in 3 categorie. Allora c'erano gli ospedali dove c'era la chirurgia e la medicina, dove venivano curate le persone che erano intanto che erano curabili e soprattutto che avrebbero comunque potuto essere una risorsa per il paese e avrebbero potuto partecipare alla ricostruzione del paese. E negli ospedali, diciamo, di serie C, tra virgolette, non arrivavano le medicine ovviamente, però loro non è che potevano lasciare i casi più gravi o che non avevano speranze a se stessi, quindi venivano curati con la loro medicina, che era la medicina cinese, per cui c'erano tutti i naturopati e agopuntori, e venivano curati in questo modo. Il professor Buiko Chao lavorava in uno di questi ospedali e la sua in realtà era una missione, perché questa gente erano fondamentalmente dei volontari, tra virgolette, perché loro lavoravano in cambio del cibo e basta, non potevano fare altro. E quando lui ha cercato di guarire queste persone, a un certo punto si è ritrovato che c'era un ragazzo un paziente che aveva un mal di schiena fortissimo e lui non riusciva a farglielo passare in nessuna maniera. Allora è andato a casa e ha cominciato a pensare a come poteva fare, a cosa poteva fare per curare questo ragazzo. E sapete quando una persona si ripete a cantilena una cosa, sta cercando la soluzione, e lui si ripeteva: questo ragazzo ha male alla colonna vertebrale, cosa posso fare per curare la colonna vertebrale? E a un certo punto ha un'intuizione. Allora, in vietnamita colonna vertebrale si dice son lung, e mentre setto nasale si dice song mui, e hanno praticamente la stessa radice, song. Naturalmente la mia pronuncia è quantomeno inudibile per i vietnamiti, però vabbè. Questa corrispondenza, quindi questa radice comune, è come se avesse aperto nella mente del professore, di questo medico, è come se avesse aperto
un cassetto dove erano conservate tutte le sue esperienze, le conoscenze, le tradizioni popolari, gli insegnamenti degli anziani che dicevano che le cose che hanno lo stesso suono fanno risonanza e le cose che hanno la stessa forma fanno impatto, si richiamano, sono collegate. Quindi lui cosa ha fatto? Ha visualizzato il setto nasale, e se noi ci pensiamo il setto nasale è come una colonna vertebrale in miniatura, è una piccola spina dorsale. E lui ha visualizzato il setto nasale e l'indomani ha chiesto al paziente se poteva fare un esperimento. L'altro non aveva niente da perdere perché aveva solo sti forti dolori, per cui ovviamente ha accettato. Allora lui ha sentito sul naso di questa persona e ha avvertito un cambiamento della pelle nella parte dove lui aveva male alla schiena, cioè nella parte diciamo bassa, se lui aveva male alla parte bassa, insomma in corrispondenza ha sentito una variazione della pelle e gli ha infilato l'ago dell'agopuntura in quel punto, e il professore dice che è entrato come nel tofu, cioè non ha avuto nessuna resistenza, è entrato molto morbidamente. Il ragazzo, il paziente gli chiede se ha finito e lui dice sì, ma hai sentito molto male? E lui dice no, io non ho sentito niente, però mi è passato il mal di schiena. Allora a quel punto lui ha capito che, cioè ha studiato questa cosa qua, naturalmente è esultato per la felicità, però ha capito che c'erano dei punti nel viso che riflettevano il corpo, per cui ha chiamato gli altri medici, insomma, e tutti insieme hanno lavorato a questa cosa, a questa scoperta. E per cui da quel momento hanno messo insieme tutte le conoscenze e anche le conoscenze di medicina occidentale e hanno lavorato appunto per fare questa cosa qui. Ma questo generosissimo grande uomo, perché non dimentichiamoci appunto, sì, che erano volontari e per cui lavoravano per una ciotola di riso, ma c'era appunto chi aveva questi dolori insopportabili e il suo lavoro non finiva in ospedale, perché qual è il terapeuta che torna a casa e non ci dorme la notte perché qualcuno sta male e continua a domandarsi come fare per fare guarire, per non far sentire del dolore a questa persona? Quindi quest'uomo, la sua era veramente una missione e lui, e meno male perché sennò non sarebbe nato questo metodo, e questo professore, questo medico dal cuore grande aveva un sogno, che il Vietnam fosse ricordato non per la guerra ma per qualcosa di positivo, perché faceva del bene, e questo sogno praticamente lo stava realizzando in questo modo. Comunque c'era l'esigenza che le persone si autocurassero, perché erano veramente in tantissimi, non potevano curarli tutti. Allora non l'avrebbero certo fatto con gli aghi, perché le persone non vanno a pungersi la faccia, e non avrebbero potuto tenere a mente tutti i punti che loro avevano trovato riflessi nel viso. E quindi il professore insieme ai suoi collaboratori semplificò il metodo, perché facendo dei disegni in maniera che le persone si ricordassero che cosa, che punto c'era, a che cosa corrispondeva una zona del viso piuttosto che un'altra rispetto ai loro dolori. Tipo, per fare un esempio, hanno disegnato, sempre considerando i punti, per esempio sulla schiena, sul naso ci sono i punti della schiena, hanno disegnato un omino per cui la schiena cade qua, in maniera che le persone potessero visualizzare e sapere se ho un dolore alla testa, se ho un dolore alla schiena, se ho un dolore alla spalla, che punto doveva stimolare del viso. Ovviamente ho molto semplificato, perché capirete che è una cosa, non è semplicissimo e il tempo non è quello che è per spiegare una tecnica di questo tipo e a questi livelli, però quello che mi sento di dirvi è che nel viso è come se ci fossero delle piante, è come se noi fossimo degli erboristi. Quando noi conosciamo l'uso di queste piante medicinali che abbiamo sul viso,
e sappiamo utilizzarle, riusciamo anche a prenderci cura di noi stessi. E quindi quello che mi sento di dirvi è anche che il nostro corpo è tutta una replica, perché se noi pensiamo, facciamo, non so, il pugno e muoviamo il pugno in maniera con il polso, noi ci rendiamo conto che il pugno può simulare la testa, il polso può simulare il collo e il braccio può simulare il tronco. Oppure quando noi giochiamo con i bambini e facciamo l'omino che cammina con le due dita, con l'indice e il medio, noi stiamo simulando le gambe, per cui il nostro corpo è tutta una replica. Il collo, la caviglia e il polso sono molto simili. La caviglia, non a caso, viene detta collo del piede. Quindi in base a tutte questi principi e a tutto questo lavoro che è stato fatto, ripeto, è come se noi avessimo questo giardino in viso e loro ci hanno insegnato come far fruttare questo giardino. Il nostro corpo ci parla, quindi la pianta che cresce di più probabilmente ha bisogno di essere colta. Il nostro corpo ci parla, ci sono delle piccole variazioni, noi dobbiamo solo saperle cogliere e saperle ascoltare. Quindi quando noi abbiamo imparato questo, abbiamo imparato a portare benessere lì dove c'è un malessere. Quindi questa tecnica, che è usata da 35 anni, da 30 anni in 35 stati diversi, si basa, oltre che sul disagio che possiamo sentire e sui segnali del corpo, anche su questi punti riflessi e riesce attraverso questi punti riflessi a togliere il disturbo e a ristabilire un'armonia, sia come corpo che come mente. Quindi ci aiuta a sostenere il corpo durante i trattamenti medici classici, ad accelerare i tempi di recupero, a prevenire determinate situazioni, regola il sistema nervoso, la circolazione, il sistema linfatico e ci aiuta a lenire i dolori e a disintossicarci, quindi rafforza il sistema immunitario. Io anche per oggi mi fermo qui e sono sempre a vostra disposizione però per qualsiasi chiarimento e informazione nel mio studio che è a Conigliano in via Verdi 17, ma per chi volesse chiamarmi, sia per un appuntamento, per un trattamento, per un regalo o per una spiegazione, il mio numero è 345 812 0427 e comunque vi aspetto la prossima settimana su Radio Conigliano alle frequenze 9060 o sul link www.venetoglobe.com, dove troverete tantissime rubriche interessanti oltre a questa del benessere e dove avete la certezza di non perdervi nessuna puntata o di riascoltare qualcosa che magari vi è sfuggita o un particolare che vi interessa di più degli altri. Quindi potete andare a rivedervi anche le puntate perse o le puntate vecchie, insomma. Un abbraccio virtuale a tutti da Fatima.